Costretti a chiudere alle 18, baristi e ristoratori non ci stanno e mettono in campo non solo amarezza e proteste, ma anche provocazioni creative. Abbiamo voluto inaugurare questa nuova stagione per la ristorazione italiana dopo il DPCM di ieri, una stagione che potrebbe durare anche pochi giorni, con una bella cena di gala. Non potendo fare la cena di gala la sera perché dobbiamo rimanere chiusi, allora la facciamo alle 5 di mattina, orario in cui invece a quanto pare possiamo essere aperti. E hanno già prenotato per domani e anche al di sopra delle nostre aspettative, avranno un menù fisso, un menù completo al quale poi corrisponderanno una cifra che riterranno opportuno loro, ovviamente scontrinata e tutto. L'apertura limitata al pranzo gli farà perdere l'80% del fatturato e per la sopravvivenza è pronto a un menù ad hoc nell'ottica di venirsi incontro reciprocamente, mantenere la dignità di chi lavora e dare la possibilità di chi a pranzo resta fuori di mangiare a poco prezzo. Questa è una delle strategie, per questa che ha i connotati di una chiamata alle armi, protesta silenziosa, pacifica e civile si intende, che arriva anche dal centro della movida veneziana, dal titolare del Dodo Caffè in fondamenta degli Ormesini, che dice non chiudo a costo di essere arrestato, in virtù di quella tensione al rispetto delle regole che descrive anche in un cartello affisso in vetrina. Da lui parte l'invito agli altri ristoratori e titolari di bar a seguirlo nell'iniziativa. Alle ore 18 noi terremo le luci aperte, sicuramente non serviremo nessun aperitivo per non penalizzare la nostra clientela e per mezz'ora saremo con le luci aperte e con la piazza fuori senza nessun cliente per protesta contro questo nuovo decreto.